varietà di strumenti sono gli attrezzi di lavoro del fabbro. Questa è la Fabrie, il luogo di lavoro del battiferro. Il cuore dell'officina era la forgia, dove ardeva un fuoco alimentato dal carbone e dall'aria di un mantice, la fola. Nelle mani del fabbro, un pezzo di ferro arroventato diventava un oggetto finito. Qui vediamo come con abili colpi di martello forma il corpo di un chiodo. Il pezzo di ferro viene tranciato e infine si forma la testa del chiodo. Ecco come una sbarra di ferro si trasforma in una spirale per abbellire un'inferriata o un cancello. Il fabbro esegue lavori con il ferro, ma oltre a fabbricare degli oggetti, ci sono degli artisti che, con il ferro, fanno delle vere e proprie sculture. Vediamo come si procede per eseguire una quercia in ferro. Si inizia con l'incidere con un punteruolo su una lastra di metallo la sagoma di una foglia. Con le forbici apposite si ritaglia la lamiera. Sempre con le forbici si ritagliano i contorni della foglia fino ad ottenere una copia dell'originale. Con la pressa a mano si incide il lamierino, dandogli la forma e le venature di una foglia di rovere. Viene saldato un filo di ferro per fare il gambo. Si passa alla fabbricazione delle ghiande, formando due mezzi gusci. Vengono smussati i bordi con le forbici.
gomma o sidrica si saldano tra loro e viene unito un filo di ferro che farà da gambo. Alla ghianda si aggiunge una cupola e la si salda. Si rifinisce la ghianda facendo risaltare i puntini caratteristici di questo frutto. Foglie e ghiande di diversa grandezza. Ecco come si presenta l'opera ultimata. Una vera scultura in ferro.